Li ha colpiti nel sonno, l'uno dopo l'altro, sferrando loro un fendente al cuore con un coltello da cucina, e poi, con le stesse drammatiche modalità, si è tolto la vita. Emergono nuovi agghiaccianti dettagli sulla tragedia di Mesenzana, dove Andrea Rossini, 44 anni, ha ucciso i figli Giada e Alessio, di 14 e 7 anni, per poi suicidarsi. A scoprire i corpi senza vita è stata la madre, Luana, che circa 2 settimane fa si era separata dall'uomo. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Varese con il PM Giulia Floris che coordina le indagini dei carabinieri, l'uomo aveva problemi psichiatrici e aveva iniziato a tormentare la ex, non riuscendo a rassegnarsi alla fine della relazione. I vicini parlano di Rossini come di un uomo gentile e premuroso con i figli. È una triste occasione, ha commentato il procuratore Daniela Borgonovo, per confermare che ogni violenza va denunciata per tempo e con fiducia. Dunque, è una tragedia agghiacciante che colpisce questa piccola comunità. Certo, io non ho parole, in questo momento non saprei neanche cosa dire, anche perché queste cose le vedi in televisione, le vedi nei film, ma quando ti capitano proprio davanti sono eclatanti. Insomma. Conosceva questa famiglia? No. Erano persone molto schive, non facevano vita di paese, non si erano mai neanche, diciamo, in caso di problemi, mai neanche venuti dai servizi sociali, pertanto per me erano delle persone modello. Ecco. Non erano seguite dai servizi sociali, no, a lei risulta? No, dai nostri servizi sociali del comune di Mesenzana no, se poi in altre cose questo non lo so, ma per i nostri servizi sociali no. I bambini frequentavano questa scuola? Sì, frequentavano la scuola, frequentavano anche l'oratorio, una faceva anche l'animatrice e l'altra ha fatto anche qualche chierichetto, persone normali, come tutte le altre del nostro paese. Con la moglie ha parlato stamattina? No, le ho solo detto che siamo a disposizione in caso di bisogno, era troppo sconvolta, anche perché era la prima volta che la vedevo. Sindaco, era una famiglia conosciuta qui in paese? Ma così, perché lui è nato a Mesenzana, però da piccolino se n'è andato e sono venuti a abitare qui intorno al 2011-2012. Ecco, poi però non hanno mai fatto, come dicevo prima, vita di paese, pertanto I bambini non so andavano dirlo. in oratorio? Quindi. Sì, senz'altro. La moglie che lavoro fa? La mamma? Ma presumo che la moglie faccia la commessa in un supermercato. E non era comunque una famiglia segnalata? No, almeno lui... per quanto riguarda i servizi sociali del comune di Mesenzana, ripeto, non c'era nessuna segnalazione, anche perché quando ho parlato con l'assistente sociale non li conoscevo. Lei fa il sindaco da tanti anni, le è mai successo di vivere da primo cittadino una tragedia simile? Mi è già successo. Nel 2011 una mia concittadina era stata uccisa dal padre, anche se non è successo a Mesenzana, era successo a Cavirate. Grazie. Prego. Buongiorno, lei è il vicino di casa del signor Andrea e della signora Luana, giusto? Lei li vedeva spesso? Quando li ha visti l'ultima volta? L'ultima volta ho visto il marito ieri pomeriggio verso le 5, che tornava credo dal lavoro, comunque è entrato con la macchina, si è fermato davanti alla sua casa e si è messo a fare dei lavoretti sulla carrozzeria della macchina. Com'era con i ragazzi il padre? Per quanto ne so io, gentilissimo, bravissimo, giocava spesso con i bambini in cortile durante la bella stagione, molto gentile, molto affettuoso. Anche con voi? Ma la compagna viveva ancora con lui, la mamma dei ragazzi, o viveva qui in via Pezza oppure altrove, che le risulti? Fino a un mesetto fa credo che abitasse qui, perché la vedevo da un mesetto a questa parte, non la vedevo più. E quando l'ha vista adesso l'ultima volta? Io l'ultima volta appunto un mesetto fa, mia moglie mi dice di averla vista ieri pomeriggio sul presto che usciva e si incamminava all'uscita dalla casa.